Benvenuti a Mesede che si tacche, una trasmissione di enogastronomia friulana dove siamo in una cucina, cucineremo un piatto friulano e lo prepariamo per un ospite. Vediamo subito gli ingredienti della ricetta di oggi. Abbiamo della farina di mais, latte, acqua, ricotta, caprino e malga, del burro, ancora un po' di farina di mais, ricotta affumicata, sale e un ulteriore goccino di latte. Sapete di che ricetta si tratta? Ci vediamo dopo la sigla. Stiamo per fare il Tocin Braide. L'ospite di oggi è una donna, è una sommelier e ha creato un cocktail da abbinare a questo piatto. Quindi appositamente per lei facciamo questo Tocin Braide. Utilizzeremo 200 cc di acqua, 200 cc di latte, portiamo a ebollizione. Con un pizzico di sale. Il liquido è arrivato a temperatura, versiamo a pioggia la farina di mais, mescolando per evitare che faccia grumi. La lasceremo cuocere per 30 minuti e ne otterremo una polentina tenera. Il Tocin Braide è un'antichissima ricetta friulana e significa intingolo del podere. Era un piatto sempre della cucina povera, chiaramente, ma è stato rivalutato e ricodificato negli anni '80 da Gianni Cosetti. Ora è diventato un piatto gourmet, viene servito nei migliori ristoranti, però rimane comunque un piatto povero. Mentre cucina la polentina, piano piano, altrimenti la polenta tende a schizzare e se vi arriva nelle braccia, insomma, scotta parecchio. In un'altra pentola mettiamo a fondere a bagnomaria dei formaggi. Ecco qua, sono 300 grammi tra formaggio malga, quindi molto morbido, lo chiamano anche tenerello, formaggio caprino e ricotta fresca. Andiamo a cuocere tutto quindi a bagnomaria, con un decilitro di latte. Per i formaggi sarà una cottura dolce a bagnomaria, dicevo, in modo che creeremo una crema, ho fatto anche il gioco di parole, con un po' di latte. Il bagnomaria penso che sia abbastanza conosciuto, è un metodo di cottura dove abbiamo dell'acqua bollente sotto che non tocca il pentolino superiore e la cottura avviene solo per temperatura e per vapore. Quindi in questa mezz'oretta semplicemente stiamo attenti a non fare appiccicare i formaggi e a cuocere bene la polentina senza fare grumi. La cucina friulana non è particolarmente ricca di antipasti, viene comunque da una cucina povera, da una cucina del territorio. In questo piatto straordinario per esempio c'è la ricotta, ma la ricotta è l'ultimo formaggio che viene fatto con il latte per affioramento, ricotta appunto, dopo che il formaggio, quello carico, è già stato fatto. Quindi in casa si tendeva a tenere la ricotta e a vendere il formaggio. Ma nonostante questo carattere povero, diciamo, della cucina friulana, ci sono delle note veramente molto belle. Io ho già nominato spesso Gianni Cosetti, è un personaggio che io amo molto e veniva particolarmente lodato anche da Luigi Veronelli, per la sua poco loquacità ma per il suo tanto fare, lo chiamava l'orso di Carnia. Non solo Veronelli però ha parlato bene della cucina carnica, ma anche Gianna Perusini, che loda proprio la nostra cucina perché valorizza
i prodotti del territorio senza però snaturarli con salse o condimenti particolarmente caricati. E c'è un detto carsico che a me è molto simpatico perché sono nata a Cormons, quindi un po' in mezzo, no, tra il dialetto bisiacco e la lingua friulana, che fa così: la cusina casalina, no coverza e no sassina, la fa il stomaco più forte e la vinzi male morte. Quindi proprio la cucina casalinga ha un suo perché e quindi cucinare in casa a me piace moltissimo ed è anche salutare, no? Continuo. La polentina si sta cucinando, ci vuole quella mezz'oretta, anche 40 minuti con certi tipi di mais e i formaggi si sono sciolti. Ecco qua. Adesso per montare un po' la crema di formaggi la passiamo con il mixer. È arrivata Francesca, andiamo ad accoglierla. Arrivo! Mandi? Francesca, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Grazie mille per l'invito, è il mio piatto preferito. Devo mangiare. Te lo sto preparando, è quasi pronto. Vieni che lo finiamo assieme. Ecco Francesca, allora la polenta è pronta, la crema di formaggi l'ho appena montata. Ti faccio preparare la morchia? Che profumino, di proprio profumo friulano si può dire. Con piacere, dai, così imparo. Perfetto, allora metteremo del burro e del mais in questo friggiburro e basta mescolare un pochino. Allora Francesca ci dice che non sa fare la morchia per il Touch in Braide. È un'occasione straordinaria, così la può fare con me questa volta. Le preparo io perché lei è in giacca e quindi la lasciamo tranquilla. Sarà sufficiente mettere in un friggiburro un po' di burro, appunto. Accendiamo ad una temperatura piuttosto bassa, in modo che non faccia subito il color nocciola, anche se poi è quello che otterremo nel momento in cui verseremo la farina di mais. Quindi la morchia è il condimento proprio del Touch in Braide, Francesca, è quella che finisce proprio il piatto. Tanti fanno il Touch in Braide chi con i formaggi, che è la ricetta classica, ma si può fare anche con il foie gras, ma anche con delle mazzancolle, ci sono poi... con tutto. È buono con tutto, poi va finito con la morchia. Adesso, se ti fa piacere, te la lascio mescolare. Andiamo. Dai, perfetto. Avete capito che oggi abbiamo come ospite Francesca Nonino, sesta generazione di distillatori, è una famiglia che è nata già nel 1800 con questa attività e oggi ci fa vedere come si fa la morchia per il Touch in Braide. Francesca, ti piace cucinare? Io adoro cucinare, ma soprattutto perché a me piace mangiare. E quindi proprio cucinare per me fa parte... Cucinare mi sa di casa, mi sa di famiglia, mi sa di... anche un modo di mostrare amore, perciò cucinare, se dopo posso anche mangiare, è una delle mie attività preferite. Fantastico. E sui social vediamo spesso Francesca ha una grande facilità a parlare con il pubblico, con i social, e questo la sta facendo diventare veramente vincente nei confronti di quel pubblico che utilizza i distillati, che appunto... Francesca mi sede che si tacca però mi raccomandi. È anche una brava cuoca, quindi l'abbiamo visto, e ha un modo di rapportarsi appunto con il pubblico differente e sta stravolgendo la comunicazione nel suo ambito. E tra un po' le chiederemo qualcosa in più. Per questa ricetta del Touch in Braide abbiamo usato questi ingredienti. Per la polenta: 200 g di farina di mais, 2 decilitri di acqua, 2 decilitri di latte e un po' di sale. Se la farina di mais è un po' vecchietta, ci vorrà del liquido in più, basta aggiungerlo in cottura. Per la morchia: 100 g di burro fuso, 50 g di farina di mais da cuocere molto lentamente. Per la salsa ai formaggi: 300 g in totale tra formaggio malga o tenerello, caprino e ricotta fresca e 1 decilitro di latte. Ci siamo, è tutto pronto, è arrivato il momento di impiattare.
Quindi sotto ci va la nostra polenta tenera. Saremo generosi visto che Francesca ha detto che le piace. Poi la crema di formaggi. Così. E per finire la morchia calda. Il piatto è pronto. Allora buon appetito. Buon appetito! Sai che vado un po' pesante di morchia, che mi piace. Faccio già il secondo giro che Ecco, non ho capito bene al primo. vai tranquilla. È talmente buono che è impensabile che lo chiamino piatto povero della cucina friulana. È veramente, veramente pazzesco. Mi fa piacere che ti piaccia. Dunque Francesca, io ti ho invitata perché mi fa tanto piacere che il pubblico ti conosca un po' più come donna. Hai un cognome importante, una famiglia riconosciuta in Italia e nel mondo, nata come nome di distillatore nel 1897, e tu sei la sesta generazione, proprio è una tradizione meravigliosa, però mi farebbe tanto piacere parlare di te, perché spesso viene parlato, viene raccontato il vostro prodotto, la storia della vostra famiglia, ma di Francesca io ho letto che sta stravolgendo la comunicazione nel settore dei distillati. È così? Grazie. Devo ammettere che mi fa sempre strano sentirlo e io ancora non ci credo completamente di aver rivoluzionato la comunicazione, perché diciamo che sono cresciuta in una famiglia in cui ho sempre visto mia mamma, mia nonna, mie zie eccellere, essere bravissime. E diciamo che tutta la vita che ho sempre cercato di essere all'altezza, e perciò quando mi dicono che sto riuscendo in questa cosa qui non mi sembra assolutamente vero, però è bello e per me è un valore particolare, perché sento, tra virgolette, di stare portando avanti quella che sarà l'eredità per una nuova generazione, cioè come se adesso mi avessero passato un tesoro che devo custodire per un certo tempo per poi darlo alla settima generazione nonino, come se fosse qualcosa da tramandare, la cosa più preziosa da proteggere, la nostra azienda, la nostra storia. Ottimo. Beh, ci mancherebbe solo che la comunicazione fosse la stessa dal 1897. Io stavo scherzando in questi giorni con una ragazzina sul fatto che adesso si dice boomer, generazione X, nativi digitali, quindi la tua comunicazione in questo mondo è legato tendenzialmente al maschile, no? Quindi declinato al maschile e con una comunicazione un po' impostata già da diversi anni. Tu in questo momento proprio che ci sono gli influencer, ci sono i social, l'hai rivoluzionata, hai saputo attualizzare la comunicazione mantenendo però i valori di un prodotto friulano veramente storico e con una grandissima dignità, tra l'altro, quindi complimenti. Grazie, ma penso che la questione per me è stata molto semplice e naturale, nel senso che a me piace la grappa, io sono orgogliosissima del prodotto che facciamo, mi ci sento rappresentata nei valori, nella qualità, però a me la grappa anche diverte, e ho detto perché non posso comunicare divertendomi? Perché la comunicazione deve essere solo istituzionale, appunto imbalsamata, ma non può anche essere qualcosa un pochino di più frizzo? Perché non posso anche mostrare come vedo io la grappa? E magari cercare anche di semplificare alcuni concetti che io stessa ho dovuto imparare, perché magari a differenza di mia mamma e mie zie, che sono proprio nate e cresciute in distilleria, io sono sempre stata circondata da questo ambiente, però davo alcune cose meno per scontate, le ho dovute imparare anche da grandi, diventata adulta, e ho cercato di rendere percepibili quelli che secondo me erano i nostri valori, la nostra unicità,
la nostra dedizione alla qualità per fare questa grappa comprensibile a tutti, perché io l'ho imparata sul campo e volevo renderla social, appunto. Benissimo. Infatti, adesso che tu stavi raccontando, mi è venuto in mente quel video che hai fatto dove vai verso le telecamere, a un certo punto partono gli alambicchi e tu fai I've got the power, non so, una cosa del genere. E ho detto fantastico, perché è un modo proprio sprint, divertente, giovane, per parlare di un argomento che sembrava un pochino, appunto come hai detto tu, imbalsamato, anche se abbiamo dei prodotti straordinari. Quando tu fai questi video così divertenti, semplici, ci pensi, li strutturi, oppure è proprio il tuo divertimento che passa attraverso lo schermo? Allora, devo essere sincera che la maggior parte dei video sono video che nascono in maniera assolutamente spontanea, nel senso che c'è qualcuno che dice che guarda, vede il mondo in rosa, io vedo il mondo col filtro grappa, non so come spiegarla, però nel senso che tutto quello che faccio, tutto quello che ascolto può essere fonte per me di ispirazione per parlare del mio lavoro, perché mi piace da morire. E allora avevo rivisto il film Una settimana da Dio, dove c'era questa scena qui, sì, okay. E c'era lui che faceva partire gli idranti, e ho detto ma potrei fargli la stessa cosa con gli alambicchi, no? È riuscita. Ed è riuscita. Ci sono stata dopo, cioè dopo io faccio qualsiasi contenuto io crei lo faccio completamente da sola, cioè un treppiedi, uno smartphone, me, myself and I, ecco. Però ecco, questi video nascono così, decido di farli, ci provo e vado. E altri video, magari quelli dove parlo di distillazione, ci devo pensare un attimo di più, perché devo riuscire in un minuto, perché il gap di attenzione dell'utente purtroppo si sta diventando sempre più piccino. Sì, basso, sì. In un minuto devo riuscire a mettere qualcosa di tecnico per far capire comunque che il video è autorevole, però anche qualcosa che sia facilmente assimilabile dall'utente, facilmente comprensibile e anche che possa restare, perché il linguaggio tecnico non rimane, rimangono di più diciamo delle similitudini quando rendi anche un po' il concetto in poesia o in vita di tutti i giorni, e quindi devo riuscire a trovare il giusto mix e metterlo in un minuto. Quindi tu in un minuto, perché ovviamente ti ho un po' studiata, no? Ti ho un po' guardata prima di arrivare ad oggi, ho visto che riesci a passare il tuo essere sommelier, il tuo essere, tra l'altro, me lo sono scritta perché non mi ricordo tutte queste cose, infatti sono cose tecniche che non restano purtroppo, responsabile della comunicazione web e responsabile del mercato russo e USA, quindi da est a ovest riesci a concentrare tutto questo tuo sapere, perché ti va riconosciuto, in maniera divertente, e questo arriva veramente al pubblico. Ho avuto, anch'io insomma ho le mie frequentazioni più o meno giovani, ma lo sento proprio dai ragazzi che mi dicono Francesca è sprint, Francesca parla di distillati in una maniera semplice, ma senza dimenticare la responsabilità del bere, la cultura del bere. Quindi tu hai studiato tanto per arrivare a questo. Sì, io è da tutta la vita che volevo fare questo lavoro, e diciamo che crescendo ho voluto essere molto flessibile anche con la mia conoscenza, cioè potevo cogliere uno spunto, una mancanza che sentivo di avere o un argomento su cui volevo diventare più preparata, e mi mettevo a studiare dopo lavoro, cioè sinceramente per diventare sommelier, per fare il W7 di terzo livello, cioè è stato difficile lavorando anche, infatti tutta la mia stima a quelli che fanno l'università lavorando, perché è un impegno incredibile, però la cosa bella è che diventa veramente spunto per creare dei contenuti nuovi, diversi, per avere un nuovo punto di vista. E però secondo me appunto c'è una cosa che è fondamentale, che è quella del bere responsabilmente, perché io mi voglio divertire con la grappa, ma voglio che le persone abbiano sempre bene in testa che comunque la grappa è un distillato di cultura. La grappa è il distillato italiano per eccellenza e deve essere bevuto responsabilmente per rispettare se stessi e anche la storia del distillato. Brava, perfetto, infatti la degustazione è apprezzabile quando è contenuta. A proposito di distillati, adesso mi è fatto venire in mente una cosa, io sono molto legata al ricordo dei nonni.
E la tua è un'azienda fatta di donne sostanzialmente. Allora, mentre parlavi mi viene questa domanda. Quanto della forza delle donne della tua famiglia, partendo dalla nonna e la mamma, arriva per distillazione fino a te? Perché sento che hai proprio acquisito, cioè si sente che tu non è che hai studiato e basta, proprio tu la vivi, questa realtà, e la trasmetti in maniera molto facile. Quanto ti è arrivato per distillazione? Io, nel senso, senza nulla togliere al nonno, il nostro mitico mastro distillatore, io però ho sentito un grande legame con la nonna, nel senso che lei è il mio esempio, cioè la nonna sta dedicando la sua vita alla grappa, è disposta sempre a mettersi in gioco, a dare la vita per questo prodotto, e secondo me comunque questo tipo di passione, questo tipo di dedizione per il lavoro è l'esempio più bello. Cioè io sono cresciuta vedendo mia nonna, mio nonno, mia mamma, mie zie metterci il cuore nel lavoro, e non è una cosa che ti può lasciare indifferente, nel senso, nel momento in cui tu vedi che c'è questo tipo di impegno, a parte che per me è stato naturale dire cavolo, voglio farne parte anch'io di questa realtà, ma dopo ti dà una forma di rispetto verso l'azienda che non potrebbe essere insegnata in nessun altro modo, secondo me. E la Francesca bambina come viveva tutto questo? Io ho avuto la fortuna di essere stata tanto con i miei nonni, e quindi cioè, la Francesca bambina viveva la distillazione come un momento atteso dell'anno, cioè a parte che si cominciava a distillare e voleva dire che io dovevo andare a scuola, voleva dire che dovevo andare arrivata l'autunno, il nonno mi portava in bicicletta in distilleria, mi faceva sentire i profumi delle vinacce, farmi capire quelle che erano le vinacce buone, quelle che come volevamo noi le vinacce, perché soltanto vinacce di massima qualità, i profumi della distillazione, ma c'era il momento della distillazione era quasi una magia, quasi una favola, non so come spiegare, però anche quando sei piccolo che ci sono quei racconti con gli stregoni, cavolo, vedere il nonno tra i fumi, gli alambicchi, queste bottiglie che sembrano quasi pozioni, ti faceva proprio pensare all'alchimia, è sempre stato comunque veramente tanto affascinante. E poi comunque devo dire che per quanto fino ai 18 anni io non ho potuto assaggiare nulla, mi facevano comunque sentire il profumo. Bello, quindi è come crescere in un cartone animato, insomma. Sì, in una favola quasi. Cioè, io ho sempre vissuto, perché io ascoltavo sempre, comunque anche quando accompagnavo magari la mamma in giro per lavoro, che magari portava noi bambini con sé, o la nonna anche, perché, ecco, un'altra cosa, la nostra famiglia è sempre stata molto unita, cioè noi siamo la classica casa bottega, cioè la casa della nonna è a 10 metri dagli uffici, cioè, quindi nel senso è un tutt'uno, e quindi tra virgolette stare con i nonni voleva dire anche stare in distilleria, anche vivere il loro lavoro, e quindi l'azienda è la famiglia e la famiglia è l'azienda, non so come dirla in maniera diversa. Ma sento molta famiglia in quello che dici, perché tu spesso dici distilleria, ma a me arriva famiglia, ti dico la verità, perché si sente che proprio è un vivere in famiglia il vostro. Ti voglio chiedere ancora un'ultima cosa, perché il tempo sta per terminare purtroppo, mi piacerebbe riaverti per poter parlare ancora un po' di te, ma ti voglio chiedere una cosa. Io un pochino ho girato e spesso noi friulani veniamo etichettati per essere un po' ruvidi nel modo di parlare. E in realtà quello che io sento e quello che poi alla fine anche mi hanno confermato è che noi friulani non siamo un'etichetta opaca, siamo trasparenti, parliamo proprio dritto per dritto, senza tanti giri di parole. Questo modo di comunicare friulano ti ha aiutato nella comunicazione o è stato motivo di qualcosa? Allora, io nella comunicazione, io mi sento friulana prima di tutto, sono orgogliosa di essere friulana, e quindi io penso che nella mia comunicazione ci sia la friulanità. Della friulanità ci sono tante sfaccettature, diciamo che più che nella comunicazione social, la mia friulanità si vede nella comunicazione reale, perché sono un libro aperto, nel senso che le mie emozioni sono comprensibili a tutti, io non riesco a
mimetizzare bene, se qualcuno mi sta antipatico lo capisce subito e una cosa che penso che sia veramente friulana, non sopporto le sviolinate. Cioè quando incontri quelle persone che ti fanno 500.000 complimenti mi viene da dire ma mi stai prendendo in giro? Cioè nel senso noi siamo molto... Mi piace pensare che noi friulani siamo autentici e semplici, poche parole, più fatti, meno chiacchiere e più sostanza. E quindi sicuramente c'è di questo nella mia comunicazione, ma soprattutto tanto nel mio modo di essere. Allora Francesca, purtroppo ci siamo con i tempi. Quello che passa nella tua comunicazione fatta di telefonino e trepiede veramente è questo, la tua semplicità e anche il tuo viso veramente è un libro aperto, come hai detto tu, e di questo anche io, se posso metterci la mia piccola parte, sono orgogliosa della nostra friulanità, del nostro essere diretti. Quindi grazie infinite Francesca, mi fa piacere che ti sia piaciuto il Touch in Braide. E l'ho anche finito tutto, deve essere un assaggio e basta. Spero di rincontrarti una prossima volta qui con noi. Anche io, grazie mille per l'invito. Anche per oggi abbiamo finito, la chiacchierata con Francesca mi è sembrata veramente troppo breve, spero sinceramente di riaverla con noi. Quindi alla prossima, mamma e tenissi conto.